Il cliente dell'avvocato è sempre un consumatore? No, non sempre il cliente dell'avvocato è un consumatore. Per questa ragione, in caso di controversia tra cliente e avvocato, ad esempio per una parcella non pagata, non si applica automaticamente il foro del consumatore. Infatti, tale foro si applica solo se il cliente è davvero un consumatore. E per stabilire se il cliente sia o meno un consumatore, come sempre bisogna partire dalla norma e in questo caso specificamente dalle definizioni contenute nel codice del consumo. E allora, se il cliente è una persona fisica che si rivolge all'avvocato per questioni estranee rispetto alla sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, allora benissimo, si applicherà il codice del consumo, si applicherà il foro del consumatore e il cliente potrà svolgere la causa in un luogo prossimo a dove risiede o a dove ha il domicilio. Al contrario, se il cliente non è una persona fisica, perché ad esempio è una società commerciale, oppure è una persona fisica, ma si rivolge all'avvocato per questioni che attengono alle sue attività imprenditoriali, commerciali, artigianali e professionali, allora non si applicheranno le tutele consumeristiche, non si applica il foro del consumatore, bensì le regole procedurali ordinarie. Quindi il fatto che il cliente sia una persona fisica di per sé non è sufficiente a concludere che si tratti di un consumatore. Ad esempio, l'imprenditore persona fisica che si rivolge all'avvocato per una questione personale sarà considerato alla stregua di un consumatore. Però è vero anche il contrario. Lo stesso imprenditore che si rivolge all'avvocato invece per una questione attinente alla propria attività imprenditoriale sarà considerato professionista. In ogni caso è sempre professionista la società commerciale, la quale dunque non potrà mai giovarsi delle tutele spettanti al consumatore, in particolare del relativo foro. Insomma, come qualcuno cantava un po' di anni or sono, dipende. Per avere maggiori informazioni su questo tema così spinoso, vi rimandiamo a un articolo che abbiamo scritto e pubblicato sul blog del sito web del nostro studio. Vi lasciamo il link qui sotto nella descrizione di questo video e più in generale vi invitiamo a visitare il nostro sito web e a seguirci su Facebook.